Antonio Belcastro, responsabile dell'emergenza Covid per la Calabria, è fiducioso. La regione abbandonerà l'arancione. Sui vaccini dice domani arriveranno altre 14.000 dosi. L'appello del dirigente scolastico del liceo classico Telesio di Cosenza al presidente facente funzioni Spirlì. La didattica in presenza è un rischio. La scuola non è attrezzata per proteggere la salute degli studenti. Colpo al clan del Crotonese, 12 persone fermate. Gratteri dice: siamo intervenuti per sventare uno scontro fra gruppi criminali. Parte degli atti dell'inchiesta a basso profilo coordinata dalla DDA di Catanzaro, che ha portato agli arresti domiciliari l'assessore regionale al bilancio Francesco Talarico, potrebbero essere trasmessi alla Procura di Reggio Calabria. Timbrava il beige e poi si allontanava dall'ufficio. Nei guai la direttrice del centro salute mentale di Castrovillari è indagata per assenteismo, 186 ore di servizio attestate falsamente. Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli. In apertura parliamo di Covid e di vaccini, perché Antonio Belcastro, il responsabile regionale per l'emergenza Covid nella nostra regione, è fiducioso e dice la regione abbandonerà l'arancione. Sui vaccini invece dice che domani ne arriveranno 14.000. La Calabria potrebbe diventare zona gialla entro fine gennaio. A paventare l'ipotesi è stato Antonio Belcastro, che ai nostri microfoni conferma come i dati in suo possesso aprano la prospettiva a un cambio di colore per la regione. Questa settimana abbiamo qualche positivo in meno. L'ultima settimana si era conclusa con 2.139 positivi ed una percentuale di positivi sui tamponi effettuati sempre nell'ultima settimana, quella che si era chiusa il 17, dell'11,37%. La settimana che si è chiusa ieri invece abbiamo chiuso con 1.998 positivi ed una percentuale del 10,96%, quindi è un po' di meno rispetto alla settimana precedente. Noi saremo giudicati sulla base dei dati di quest'ultima settimana. Se anche questa settimana, visti i numeri, viste le percentuali, vista l'incidenza anche dei casi per 100.000 abitanti, noi siamo scesi da 109 casi per 100.000 abitanti a meno di 100 per 100.000 abitanti. Le terapie intensive stanno meglio, sono meno sature rispetto anche alla settimana precedente, non abbiamo allerte, abbiamo più o meno lo stesso numero di strutture di RSA con focolai, dovremmo avere meno focolai attivi nella nuova settimana. Io sono fiducioso che nella settimana che si concluderà adesso, da domenica prossima, potremmo ritornare zona gialla per aver ottemperato a tutti gli indicatori, a tutti i parametri e avere i requisiti per la zona gialla. Sul fronte vaccini ci sono le dosi richieste dalla Calabria o il ritardo farà slittare i tempi delle vaccinazioni? Quello che influisce in questo momento è l'incertezza sulle future forniture. Domani sono previste, ormai confermate anche tramite il Ministero e la Questura che scorterà le dosi, arriveranno 14.040 dosi, quindi 12 vassoi, mentre è venuta meno un po' la fornitura, è stata ridotta della settimana che si è appena conclusa, dove noi aspettavamo invece 13 vassoi, ne sono arrivati solo 8. Questi 5 vassoi per un totale di 5.810 dosi non ci verranno ancora risarciti, quindi domani mattina arriveranno questi 12 vassoi, quindi 14.000 dosi, e noi con una nota abbiamo indicato di riservarli insieme alle scorte che già abbiamo prioritariamente per completare le seconde dosi, quindi i richiami a tutte le persone che finora avevano fatto già la prima dose, a completare le categorie target e quindi gli ospiti dell'RSA e gli operatori delle strutture per anziani, per poi passare anche alle categorie di operatori sanitari che ancora oggi non sono state vaccinate. Mi riferisco ai farmacisti di comunità piuttosto che agli odontoiatri, per esempio, a tutte quelle categorie indicate nel piano vaccinale regionale.
C'è preoccupazione per il rientro a scuola, soprattutto della secondaria, e l'appello è del dirigente scolastico del liceo classico Telesio di Cosenza al presidente facente funzioni Spirlì. Dice: la didattica in presenza è un rischio, la scuola non è attrezzata per proteggere la salute degli studenti. Non ci sono le condizioni per una ripartenza in sicurezza. È il preside del liceo classico Telesio di Cosenza, Antonio Iaconianni, a chiedere ufficialmente al presidente facente funzione della regione Calabria, Nino Spirlì, di continuare con la didattica a distanza. Oggi nella sua scuola ci sono casi diretti e indiretti. Abbiamo sia casi di contatti diretti, nel senso sia casi positivi, e sia persone che sono andate in quarantena, parlo di collaboratori scolastici, sono andati in quarantena perché contatti stretti, qualcuno è risultato anche positivo. Si immagini che ho avuto difficoltà ad organizzare la scuola nei servizi amministrativi, immaginiamoci che cosa sarebbe successo con i ragazzi all'interno dell'istituto, anche perché muovendo il 50% io muovo 700-800 unità. Il rischio è dunque elevato? Il rischio è alto anche perché non è tracciabile, si viaggia con i mezzi pubblici, almeno la stragrande maggioranza, e quindi insomma le scuole sono sicure, ma sicure cioè non significa che il virus non possa essere portato dall'esterno. Sono tanti genitori che mi chiedono e che auspicano in un intervento prudenziale di Spirlì, che è l'unico in questo momento che può dare risposta alle loro istanze, insomma, perché penso che la scuola sia diventato un terreno di scontro, lo è già da un po', terreno di scontro politico, per cui credo che si stiano tirando la giacca scuola sì, scuola no, ma solo per politica, non per altro. Credo che in questo momento sia assolutamente importante pensare alla salute, a chi sta in prima linea, in trincea. In questo momento storico gli operatori della scuola pretendono di essere ascoltati. Siamo in prima linea, dice Iaconianni, senza la didattica a distanza, senza le nuove tecnologie dell'insegnamento, e questo è il messaggio, avremmo avuto il più grande lockdown dei saperi e dell'istruzione della storia. Giro con 3 mascherine, ti ho detto tutto. E a proposito di scuola, sui trasporti interviene ai nostri microfoni anche l'assessore regionale Catalfamo, che dice: abbiamo fatto quanto necessario. La questione dei trasporti è al centro di polemiche da parte dei genitori preoccupati per il ritorno fra i banchi, e l'assessore Catalfamo sottolinea che il piano disposto dal DPCM è prerogativa dei prefetti. Secondo il DPCM il tavolo di coordinamento è stato assegnato alle prefetture di tutte le province d'Italia, e a questo tavolo ovviamente la Regione ha preso parte attiva, fornendo tutto il supporto e tutti i dati per poter arrivare ad un piano con i mezzi del parco bus delle aziende che eserciscono il trasporto pubblico locale. Il DPCM ha previsto, anche con una serie di modifiche che si sono susseguite, che i posti dovranno essere occupati al massimo per un 50% su ogni bus dei posti omologati, il che, giusto per dare un'indicazione, significa che per ogni metro quadro ci sono circa 2-3 passeggeri. La Regione Calabria, prima che il governo facesse questa scelta, già dal mese di novembre si era messa in contatto con l'ufficio scolastico regionale per avere i dati della mobilità studentesca e proprio per programmare un numero di autobus sufficiente affinché ci potesse essere quel tipo di potesse essere rispettato il limite del 50% dell'occupazione dei bus. E così è stato, e adesso si è arrivati ad un piano che dovrebbe entrare in vigore il primo giorno in cui è prevista la ripartenza delle scuole. Verificare e controllare se verranno rispettate le disposizioni, questo è il nodo cruciale, ma l'assessore dice: abbiamo fatto la nostra parte, l'auspicio è che tutto vada nel migliore dei modi. Ci sarà un controllo che le aziende faranno
attraverso i propri operatori, però poi ci sarà necessario il controllo per gli assembramenti che si potrebbero creare alle fermate, piuttosto che nella fase di uscita e di ingresso a scuola. Chiaramente laddove si aumenta la mobilità di qualunque tipo, in particolare se questa studentesca, laddove si aumenta la mobilità, si aumenta la probabilità di contatti. Siamo arrivati a percentuali di incremento rispetto a quello che era l'utilizzo normale affidato già contrattualmente alle aziende TPL, aumenti che in media sono di circa il 30% per ognuna delle province, quindi con un numero di bus ragguardevole quotidiano. Questa è la parte, questo è tutto l'impegno, cioè abbiamo messo tutto l'impegno possibile per fare la nostra parte riguardo il numero di mezzi e il servizio bus. E a proposito dei dati regionali, sono 207 i nuovi positivi riscontrati oggi in Calabria nelle ultime 24 ore, ma con un numero ridotto però di tamponi. 6 i decessi che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 572. Diminuiscono seppur di poco i contagi nelle ultime 24 ore in Calabria, sono 207 i nuovi positivi, mentre sono 1576 i tamponi eseguiti per 831 soggetti testati. Le persone risultate positive al coronavirus dall'inizio della pandemia sono 31.279, quelle negative 444.060. Attenzionate le zone del Cosentino e Reggino. I casi confermati oggi sono così suddivisi: 102 a Cosenza, 1 a Catanzaro, 6 a Crotone, 15 a Vibo Valentia e 83 a Reggio Calabria. Diminuiscono anche i ricoveri ospedalieri sia in relazione ai decessi che al numero di guariti, sono 278 in reparto, mentre 22 in terapia intensiva. Ancora alto il numero di decessi, oggi se ne contano 6, 1 nel Cosentino, 2 nel Catanzarese, 1 nel Vibonese e 2 nel Reggino. La task force dell'ASP di Cosenza è andata a Villa Serena, a Cassano, per effettuare i tamponi molecolari ai 22 pazienti, da verificare l'attendibilità dei test antigenici a cui sono stati sottoposti gli ospiti della RSA. La prima dose del vaccino anti-Covid era stata inoculata giovedì scorso agli ospiti e agli operatori in servizio a Casa Serena, RSA di Cassano allo Ionio, troppo tardi evidentemente per bloccare il contagio già presente e in incubazione. Del resto la vaccinazione non è completamente protettiva, se non dopo la seconda dose, che sarebbe stata somministrata nelle prossime settimane. Tra tamponi rapidi e molecolari sono risultati positivi 23 ospiti, 3 suore, 2 OSS e un dipendente. La task force dell'ASP è intervenuta oggi per verificare la situazione dei soggetti sottoposti a test antigenico, ai quali sarà effettuato il tampone molecolare per sgombrare il campo da ogni dubbio. Intanto una delle ospiti che era stata ricoverata all'Annunziata è deceduta, mentre quasi tutti gli altri soggetti positivi sono al momento asintomatici. A Cosenza la parrocchia di San Giuseppe a Serraspiga, chiesa dove per anni è stato parroco Don Pietro Giorno, deceduto nei giorni scorsi dopo aver contratto il Covid, sarà chiusa per sanificazione. Don Trinidad, ospite della comunità, ha concelebrato la messa il 23 gennaio e successivamente è risultato positivo. In isolamento il parroco concelebrante Don Luigi e Don Emanuele, che ha già effettuato un test rapido risultato negativo. Messaggio tranquillizzante per la comunità: Don Trinidad non ha distribuito l'Eucaristia né ha avuto contatti con le ostie distribuite ai fedeli. Situazioni da monitorare a Montalto Fugo e San Sisto, 2 famiglie in isolamento contagiate dalla visita di una parente proveniente dal Piemonte. Il sindaco di Corigliano Calabro, Stasi, informa i cittadini: 600 i casi attivi sul territorio e studia misure restrittive. Dipendenti dell'ASP di Vibo in servizio nella sede di Moderata Durant in isolamento e sanificazione dei locali dopo le prime positività emerse dai tamponi analizzati. Procede a rilento l'operazione vaccinazioni, come in tutta Italia si dà priorità ai richiami e si rinvia la vaccinazione agli ultraottantenni, almeno 200.000 sull'intero territorio regionale. L'aggiornamento dei dati sulle inoculazioni è fermo da giorni, ma i soggetti vaccinati sarebbero oltre 30.000.
Parliamo adesso di cronaca. Con il colpo al clan del Crotonese, 12 le persone fermate a Petilia Policastro dai carabinieri. Il blitz è stato coordinato dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Le cosche erano pronte a commettere un omicidio, da qui la decisione degli inquirenti di intervenire. Intanto è stata fatta luce su un caso di lupara bianca risalente al 2018. Si tratta della scomparsa dell'allevatore Massimo Vona, individuati mandanti ed esecutori materiali. Le cosche di Petilia Policastro erano pronte alla guerra, da qui la decisione degli inquirenti di intervenire. Così questa mattina, alle prime luci dell'alba, è scattato il blitz dei carabinieri di Crotone, coordinato alla DDA di Catanzaro, per il fermo di 12 persone accusate di associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura. Le misure eseguite a Petilia Policastro e a Bussolengo. Un'indagine complessa che ha consentito di definire la pervasività della locale di 'ndrangheta di Petilia Policastro. Abbiamo visto che il locale di 'ndrangheta di Petilia Policastro è un locale di 'ndrangheta strutturato, organizzato, che discute, che si interfaccia con la 'ndrangheta di Isola Caporizzuto, la 'ndrangheta di Crotone, quindi stiamo parlando di 'ndrangheta di serie A. Nel corso delle indagini sono venute più volte, abbiamo documentato dei riti di affiliazione, delle riunioni di 'ndrangheta, abbiamo documentato la funzione della bacinella, della cassa che serve per mantenere i detenuti in carcere. Ma soprattutto ha impressionato questa indagine sul numero delle armi. Avevano frigoriferi dismessi o congelatori dismessi pieni di armi tipo Kalashnikov, tipo altri mitra. Ma noi siamo dovuti intervenire questa mattina proprio per evitare un omicidio. Gli inquirenti ritengono di aver fatto luce anche su un caso di lupara bianca risalente a 2 anni e mezzo fa. Si tratta della scomparsa dell'imprenditore Massimo Vona, svanito nel nulla il 30 ottobre del 2018. Gli investigatori, anche attraverso l'esame dei filmati e le telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a ricostruire le varie fasi del delitto. Quel giorno l'imprenditore fu attirato in un'azienda agricola. Gli uomini del clan gli dissero di aver individuato i responsabili dell'incendio appiccato nel 2016 ad un suo capannone. Si trattava però di una trappola. L'uomo fu ucciso e il cadavere distrutto. L'8 novembre del 2018, in località Scavino di Petilia Policastro, i carabinieri trovarono solo la carcassa dell'autovettura dell'allevatore scomparso, completamente distrutta dalle fiamme. Vona fu ucciso perché per le cosche era diventato particolarmente difficile da gestire. Le indagini hanno consentito di ricostruire il movente e gli ultimi istanti di vita della vittima. Adesso ci auguriamo che prossimamente si possa dare anche pace appunto al corpo del Vona. Invece a Reggio adesso, dove è stato condannato a 30 anni di carcere il boss Tommaso Costa, esponente di spicco della 'ndrangheta di Siderno, lo ha deciso il GUP del Tribunale di Reggio Calabria, Valerio Trovato, accogliendo la richiesta del PM Giovanni Calamita e Diego Capece Minutolo al termine proprio del processo sull'omicidio di Vincenzo Figliomeni, detto il Brigante, che fu ucciso il 10 novembre 88 con 3 colpi di fucile caricato a pallettoni, di cui 2 andati a segno. Il processo nasce da un'inchiesta della squadra mobile di Reggio, coordinata dal procuratore Giovanni Bombardieri e dall'aggiunto Giuseppe Lombardo, che a distanza di oltre 30 anni ha fatto luce su un delitto consumato nella faida fra la Cosca Costa e commisso per il predominio della cittadina della Locride. Ancora la cronaca, parte degli atti dell'inchiesta denominata Basso Profilo, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che ha portato appunto agli arresti domiciliari l'assessore regionale al bilancio Francesco Talarico, potrebbero essere trasmessi alla Procura Reggina. Sarebbe emerso lo scambio elettorale politico-mafioso nelle elezioni regionali del marzo 2018, che avrebbero portato alle elezioni nel collegio reggino di Francesco Talarico, assessore regionale al bilancio e segretario regionale dell'UDC, secondo gli inquirenti. Ecco perché gli atti dell'inchiesta denominata Basso Profilo potrebbero essere trasmessi a Reggio Calabria. Talarico, secondo gli inquirenti, sarebbe stato appoggiato dalla Cosca De Stefano tramite un parente della famiglia di 'ndrangheta e tramite anche uno dei principali indagati dell'inchiesta, l'imprenditore Antonio Gallo,
che nell'interrogatorio di garanzia sabato si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma nel fascicolo dell'indagine ci sono una serie di intercettazioni fra personaggi reggini anche politici e riferimenti ad episodi avvenuti in riva allo Stretto, come un incontro registrato dalla DIA all'interno di un bar poche settimane prima delle elezioni, in cui gli indagati hanno discusso delle dinamiche politiche reggine all'indomani dell'arresto del senatore Caridi nell'ambito dell'operazione denominata Mamma Santissima. Proprio per questo, quindi, non è escluso che alcuni atti dell'inchiesta possano essere utili per altre indagini in corso alla Procura di Reggio Calabria. E ci sono anche altri 2 indagati, sempre nell'inchiesta denominata Basso Profilo, condotta appunto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro contro una presunta associazione per delinquere legata alle cosche di Cutro, nelle quali sono coinvolti l'assessore appunto al bilancio Talarico, il segretario Lorenzo Cesa, l'imprenditore Antonio Gallo, considerato intraneo alla cosca Trapasso di San Leonardo di Cutro, e l'ex finanziere di Catanzaro Ercole D'Alessandro. Si tratta di 2 imprenditori: Gianni Mazzei, presidente della sezione di Crotone dell'Associazione dei Costruttori ANCE, e Antonio Melino. Ancora la cronaca: è accusata di assenteismo la direttrice del centro di salute mentale di Castrovillari. Il GIP ha disposto per la donna l'interdizione dall'esercizio di un pubblico servizio per 1 anno. Le indagini sono state condotte dalla Guardia di Finanza. La dottoressa avrebbe attestato falsamente la presenza in ufficio per un totale di circa 186 ore di servizio, di fatto però mai effettuate. Un altro furbetto del cartellino beccato dalla Guardia di Finanza. Questa volta si tratta della direttrice del centro di salute mentale dell'ospedale di Castrovillari. Dagli accertamenti svolti dai finanzieri della Compagnia della Città del Pollino, infatti, sarebbero emersi ripetuti episodi di assenteismo. Le Fiamme Gialle hanno pedinato la donna, hanno acquisito documentazione all'ASP di Cosenza, i tabulati telefonici, hanno così accertato che nel periodo 2018-2020 la dottoressa, dopo aver timbrato il badge, si sarebbe assentata dal luogo di lavoro. Avrebbe attestato falsamente la presenza in ufficio per un totale di circa 186 ore di servizio, di fatto mai effettuate. Secondo l'accusa, la dottoressa usciva dall'ufficio per fare la spesa, per esigenze di carattere personale e in un caso anche per recarsi a sporgere denunce in un ufficio di polizia in relazione ad una vicenda di natura privata. In alcune occasioni è stato anche documentato che, mentre risultava in servizio a Castrovillari, di fatto la donna si trovava, sempre per ragioni di natura personale, in Basilicata e in Campania. Adesso il GIP del Tribunale di Castrovillari, su richiesta della Procura, ha disposto per la donna la misura dell'interdizione dall'esercizio di un pubblico servizio per 1 anno, sequestrati inoltre 10.300 euro, somma che corrisponde agli emolumenti illecitamente percepiti. La dottoressa è indagata per truffa aggravata ai danni dello Stato e fraudolenta attestazione della presenza in servizio. Una notizia che arriva da Cosenza, dove il fiume Crati, ingrossato dalle piogge delle ultime ore che hanno interessato appunto la zona, ha rotto gli argini in località Foggia, nel territorio di Corigliano Rossano, e ha allagato numerosi ettari coltivati ad agrumeto. La stima dei danni è in corso. Non bastava la difficile campagna agrumicola con prodotto invenduto e rimasto appunto sugli alberi, fa sapere la Coldiretti Calabria. Ora sull'agrumicoltura del Coriglianese si abbatte una nuova calamità. Gli uffici di Coldiretti stanno seguendo la vicenda, collaborando appunto con Comune e Protezione Civile. La prima cosa da fare è mettere in sicurezza le famiglie e le persone che si trovano nell'area, dopo inizierà appunto la conta dei danni. La Coldiretti segnala anche piccole ma numerose frane sul Pollino. Il dissesto idrogeologico continua a rimanere una necessità sull'intero territorio calabrese. Ora a Cosenza per la protesta davanti alla prefettura dei lavoratori che si occupano del trasporto e assistenza disabili, anziani e dializzati per il comune Bruzio. Sit-in della Federazione Lavoratori, Commercio, Turismo e Servizi stamattina davanti alla prefettura di Cosenza. 34 lavoratori dopo 22 anni rischiano di perdere il posto di lavoro. Questi lavoratori si occupano del trasporto, assistenza disabili, dializzate, assistenza anziani per il comune di Cosenza, un servizio che va avanti da 22 anni.
La gara, come già nota a tutti, è finita il 31 ottobre. Questi lavoratori sono stati in proroga per una parte del servizio fino al 31 dicembre. Dal 1 gennaio sono sospese dall'attività lavorativa e quindi dallo stipendio. L'amministrazione comunale fino ad oggi ha utilizzato per il servizio fondi comunali non più disponibili a seguito del dichiarato dissesto, tant'è che ha predisposto un nuovo bando di gara utilizzando fondi per la non autosufficienza FNA, che non prevede la clausola di salvaguardia del personale. Questo bando non garantisce a tutte le 34 unità di essere in servizio, a parte che non c'è la clausola sociale. Stiamo cercando di prendere diversi tavoli istituzionali, è la seconda volta che ci troviamo davanti alla prefettura, perché la prima è andata, cioè la prefettura ha convocato ma il comune non ha risposto. Chiediamo oggi alla prefettura come mai queste istituzioni così importanti non si fanno valere anche loro. Vogliamo risposte. La CISL sta difendendo l'occupazione di questi lavoratori. È chiaro che noi vogliamo in questo momento un incontro con il comune di Cosenza, ma davanti alla prefettura, con il prefetto davanti, perché il comune di Cosenza deve prendere impegni. Il lavoro che viene svolto da queste persone è anche socialmente importante. Il sit-in di fatto è stato indetto per denunciare e chiedere all'amministrazione comunale di Cosenza la riapertura di un'immediata trattativa volta a salvaguardare il futuro dei 34 lavoratori e soprattutto delle loro famiglie. Adesso ci spostiamo a Reggio Calabria perché è stato eletto il nuovo Consiglio metropolitano per la maggioranza che fa capo al sindaco Giuseppe Falco Matà. Sono stati eletti 8 consiglieri, mentre all'opposizione sono andati 6 seggi. 8 consiglieri di maggioranza, 6 all'opposizione, 5 per il centrodestra, 1 in quota territorio metropolitano. E questo è il nuovo consiglio della città metropolitana di Reggio Calabria, per il cui rinnovo amministratori comunali tra assessori e consiglieri di Reggio e provincia ieri sono andati alle urne. Dunque la situazione è la seguente: con la lista sintesi risultano eletti Carmelo Versace, Armando Neri e Salvatore Fuda. Con la lista Democratici Insieme entrano Giuseppe Marino, Domenico Montagna, Giuseppe Ranuccio, Filippo Quartuccio e Nino Zimbalatti. Per l'opposizione, in quota alla lista territorio metropolitano, entra in consiglio il sindaco di Cinquefrondi Michele Conia. Per il centrodestra Giuseppe Zampogna, Rudi Lizzi, Domenico Romeo, Pasquale Ceratti, Antonino Minicucci. Ricordiamo che 3 erano i seggi presso i quali votare, 1 a Reggio Calabria, seggio centrale, e poi 2 sottosezioni, una a Locri e una a Palmi. Per quanto riguarda lo schieramento di centro-sinistra, particolarmente importante è risultato il voto a Reggio Calabria, perché è stato determinante per la vittoria dello schieramento. Infatti nella Locride e sulla Tirrenica ha vinto il centrodestra quanto a numero di preferenze. Un ultimo dato da considerare: alta l'affluenza, oltre il 90% degli aventi diritto al voto si è presentato al seggio. Ed ora il calcio, perché arriva alla corte di mister Occhiuzzi il calciatore Alberto Gerbo. Il centrocampista rimarrà a Cosenza, c'è un accordo fino al 30 giugno 2022, perde però per infortunio bittante. Queste e altre notizie nel nostro calciomercato. È un mercato che si infiamma, partendo dal Crotone si sta sbloccando l'arrivo di Federico Bonazzoli. Vi stiamo raccontando come Bonazzoli sia sempre stata la prima scelta del Crotone per l'attacco. Il Torino lo starebbe liberando proprio in queste ore, sarebbe senza dubbio un colpo importante per l'attacco di Giovanni Stroppa. Si sta concretizzando anche lo scambio che porterà a meno di clamorosi colpi di scena Jacopo Petriccione a vestire la maglia della SPAL. C'è già il sì del calciatore, come vi avevamo raccontato anche in questo caso, mentre lo scambio e la sorpresa di serata è che Federico Di Francesco dovrebbe compiere il percorso opposto e rinforzare la formazione di Giovanni Stroppa. Nessuna sorpresa, il Cosenza si aggiudica Alberto Gerbo
riservo per il centrocampo, tutto sancito dal crisma dell'ufficialità, mentre per quanto concerne la pista che porta a Romulo è ancora viva in attesa della definitiva risposta del calciatore. Sponda Regina invece in attesa della decisione definitiva di Pietro Iemmello, più Frosinone che Regina in questo momento, mentre per il Catanzaro attenzione ai movimenti che possono arrivare sempre in attacco. Cuppone resta un obiettivo concreto per la formazione guidata dal direttore sportivo Massimo Cerri e Calabro in panchina. La Vibonese non ha fretta, occhio anche in questo caso ai rinforzi per l'attacco. Intanto la Vibonese si prepara di fatto a blindare i suoi gioielli, in primis Berardi. Vediamo invece adesso come hanno chiuso le borse. Le borse europee archiviano gli scambi in territorio negativo e Wall Street rallenta il passo dopo le affermazioni del senatore democratico Schumer sulle tempistiche di implementazione degli stimoli economici. A preoccupare gli investitori del vecchio continente è soprattutto la pandemia, con la Francia vicina ad un nuovo lockdown, mentre il Regno Unito sta valutando controlli più stringenti alle frontiere. Le nuove simulazioni di Bruxelles indicano diverse zone ad alto rischio anche in Italia, Germania, Spagna e Portogallo. Intanto il colosso farmaceutico Merck ha stoppato il programma per la ricerca di un vaccino contro il Covid-19. Sul fronte macro, l'indice IFO di gennaio, relativo alla fiducia delle aziende tedesche, si è attestato a 90,1 punti, inferiori rispetto alle attese di 91,4 e alla rilevazione di dicembre di 91,2. In calo anche l'indicatore relativo alle aspettative di business, sceso da 93 a 91,1 punti. Negli USA l'indice manifatturiero della Fed di Dallas ha deluso le attese, passando da 9,7 a 7 punti. In Italia il Premier Conte starebbe valutando di rassegnare le dimissioni per puntare al reincarico con una maggioranza più solida. In questo clima di incertezza, il FTSE MIB e il CAC 40 di Parigi archiviano la seduta a meno 1,6%, in calo anche il DAX di Francoforte a meno 1,7%, l'Ibex 35 di Madrid a meno 1,9% e il FTSE 100 di Londra a meno 0,8%. Oltreoceano rallenta il Dow Jones a meno 0,6%, l'S&P 500 a meno 0,2%, mentre il Nasdaq rimane poco mosso a più 0,1%. Sul Forex l'euro-dollaro si deprezza a 1,213, mentre il dollaro-yen si mantiene a 103,8. Tra le materie prime hanno frenato le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 0,2% a $55,1 e il VTI a meno 0,3% a $52,1. Sull'obbligazionario il BTP Bund si contrae a 123 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,69%. Tornando a Piazza Affari, fra le big cap gli acquisti premiano Diasorin a più 2,7%, favorita dalla continua necessità di tamponi. Bene le utilities con Terna a più 1,7%, Italgas più 1,4%, Era più 0,9%, Snam più 0,8%. Tra le peggiori invece Stellantis a meno 4,65% e CNH a meno 4,9%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. E noi chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. La settimana inizierà con una nuova perturbazione che apporterà ancora maltempo, specie sulle zone tirreniche, e sarà seguita dall'arrivo di aria fredda dai Balcani. Domani in nottata e al mattino precipitazioni diffuse con quota neve in progressivo calo su Pollino e Sila. Nel corso della giornata seguirà un graduale miglioramento con residue precipitazioni, in particolare sui versanti orientali di Pollino e Sila, con fiocchi di neve fino a 600-700 metri e su Serre e Aspromonte con fiocchi fino a 900 mm. Ampie schiarite in serata, temperature in deciso calo per l'arrivo di freddi venti di tramontana. Domani mari mossi o molto mossi con venti moderati di tramontana. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. E anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.